Come presidente dell'associazione A Cuore Aperto, che ha il compito di dare corrette informazioni sanitarie ai cittadini e ai pazienti, ho pensato di parlare sulle liste d'attesa in sanità. Io penso, alla luce di quello che sta succedendo soprattutto nella nostra Sicilia, che è agli ultimi posti nelle graduatorie riguardanti l'assistenza sanitaria, ho pensato di valutare quali possono essere le cause che provocano la presenza di queste terribili e lunghe liste d'attesa che impediscono una corretta assistenza sanitaria. Cercando in questi miei 50 anni di attività medica, di partire dal pratico, perché se noi pensiamo che a tutte le leggi, a tutti i decreti ministeriali, assessoriali e regionali, la nostra sanità, anche per i soldi spesi, dovrebbe essere una delle migliori in Italia e nel mondo. Di fatto questo non accade. Ho cercato di esaminare le istituzioni e tutti i fattori che possono essere la causa appunto della lista d'attesa. Io penso che la lista d'attesa possono essere quantomeno notevolmente ridotte, se non proprio eliminate. Certamente ci vuole una volontà politica e di agire su alcuni fattori, per esempio la digitalizzazione, che io reputo una dei principali fattori che impediscono una ottimale assistenza sanitaria. Digitalizzazione che non è investimento nel settore informatico, la digitalizzazione deve essere fatta bene, perché io vedo che vengono spesi milioni e milioni di euro per la cosiddetta digitalizzazione e trasformazione in forma elettronica delle cartelle cliniche, ma di fatto poi queste cartelle cliniche non sono adatte a dare corrette informazioni e quindi chi programma non è in condizione o non vuole in certi casi, ecco, agire in maniera tale che queste informazioni possono essere, se corrette, utilizzate per eliminare le liste d'attesa.